Una vera e propria raffica di sbarchi fantasma nell'Agrigentino, a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Sono arrivati a Siculiana ieri come il giorno prima, circa in 52, secondo quanto documentato da un video realizzato dai bagnanti, che hanno raccontato come questa volta i migranti avrebbero avuto un atteggiamento da sbruffoni, importunando alcune donne e mandando dei baci, impossessandosi di alcune bottiglie d'acqua e dicendo in italiano e francese no problema, noi clandestini. Le forze dell'ordine sono tornate a setacciare l'intera area e tra i vestiti abbandonati sulla spiaggia hanno trovato, e non è il primo caso, una maglietta con la Torre Eiffel capovolta e la scritta Odio Parigi. Poi un gruppo di migranti è stato notato a Realmonte, ma senza la caretta del mare. L'ipotesi è che facciano parte dello stesso sbarco. Sono circa una ventina i migranti riacciuffati, ma non è finita qui. In serata, sempre ieri, stesso copione, al di sotto della sala trattenimenti Madison a Realmonte, nuovo sbarco. Quando la guardia costiera è giunta sul posto, i migranti si erano già dileguati. E stamattina ancora un altro sbarco fantasma, circa 30 migranti a Ribera sulla spiaggia di Piana Grande. Anche nel Messinese, in particolare alle Isole Eolie e a Lipari, ieri si è registrato il primo sbarco fantasma, una quarantina di persone, ma è giallo su come siano arrivati, forse a lasciarli una barca a vela turca. Erano convinti di essere arrivati in Francia.